Presenti 26, astenuti 2, votanti 24, favorevoli 24. Quindi l'atto di indirizzo con le modifiche dovute agli emendamenti fatti propri dal proponente è approvato. Il voto pressoché unanime, fatta salva l'astensione dei 2 consiglieri di Fratelli d'Italia, Damiano e Stella. Il Consiglio Comunale approva la delibera di indirizzo che consente alla neonata Nevegal 2021 di lavorare per la prossima stagione e di cedere la proprietà degli impianti al Comune. Quando? Nella delibera l'orizzonte temporale, la primavera prossima. Dall'opposizione si chiedeva una data certa, quella del 30 aprile. Nulla da fare per tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione che sono stati respinti in blocco. Credo che questa deliberazione semplicemente forse lo mette nero su bianco qualcosa che prima era meno chiaro, e cioè il fatto che comunque sul Nevegal si è sempre lavorato e che c'è una regia dietro. Abbiamo sempre fatto la nostra parte, ha detto Massaro, ma di lì a poco, al momento delle dichiarazioni di voto, la sciabolata è arrivata dal PD con Paolo Bello. Impiegheremo delle risorse ulteriori risorse di questo comune per acquisire gli impianti. È una buona notizia. Io spero che da oggi in poi riusciremo a impiegare almeno la stessa quantità di tempo per tutti gli altri temi che affliggono questa città. Quanto tempo avremmo risparmiato, dicevo prima, no? Se ci fosse stata una collaborazione dall'inizio. L'abbiamo sottolineato un po' tutti noi delle opposizioni. Invece chi ha gestito le trattative forse non ha condiviso l'iter neanche con la propria maggioranza. La delibera di indirizzo non poteva non ottenere ampia convergenza, ma ha notato l'opposizione frustra l'obiettivo della maggioranza di voler ottenere una unanimità e che allo stesso tempo mostra chiusura totale nei confronti degli emendamenti che erano tutto fuorché faziosi. Ora, documento alla mano, la strada per la nuova vita del Colle è tracciata.